Sì, siamo alla penultima giornata di visita delle scuole di tutta la provincia, ma anche fuori provincia. Sono arrivati bambini dalla provincia di Trapani, di Caltanissetta, di Enna, da Villarosa, da tutto il comprensorio. Siamo molto contenti, devo dire, perché abbiamo dato la possibilità a questi bambini di fare un tuffo nella storia, nelle tradizioni e noi siamo veramente molto contenti di averli ospitati, perché anche noi ci siamo fatti un tuffo di gioia, di contentezza, di curiosità che è negli occhi dei bambini. Hanno avuto la possibilità di visitare le case antiche, gli arnesi degli antichi contadini, tantissimi animali a disposizione, poi la possibilità di assaggiare delle cose molto genuine come la ricotta, il pane con la Nutella, il pane con l'olio. Devo dire è stato un gran successo anche questa volta e i numeri parlano da sole. Più di 1000 bambini per ogni giornata. Adesso aspettiamo la giornata finale delle visite delle scuole lunedì prossimo ne aspettiamo 1400 bambini, per cui siamo veramente molto soddisfatti. Non c'è dubbio, il presepe di sera è molto più suggestivo, perché con i nostri colori, gli spettacoli serali, gli assaggi, sicuramente è molto più bello, ma devo dire teniamo molto e forse anche molto di più che i bambini e le scuole ogni anno ci vengano a trovare così numerosi. Speriamo che il buon Dio ci aiuta come ci ha aiutato in questi giorni col tempo, per cui vi aspettiamo veramente numerosi il 26 dicembre, dove ci sarà l'inaugurazione con tante novità e tante sorprese, e poi il 28 e il 29 dicembre e giorno 1, 4, 5 e 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. L'apertura del presepe nel serale è alle 17:15 e l'ultimo ospite entrerà alle 21:15.